Buongiorno e buon inizio settimana. Praticamente ha piovuto tutta la notte. Abbiamo questa mattina già, prima delle 8, molte strade territorio comunale erano allagate o parzialmente allagate e abbiamo qua le rilevazioni di ARPAV di questa mattina presto che danno addirittura 41 mm precipitati a Chioggia e 54 a Sant'Anna e addirittura 79,4 a Rosolina, ma queste rilevazioni sono state effettuate prima ancora, quindi ha piovuto ancora, quindi ce n'è senz'altro. Qui potete vedere un pino marittimo che è caduto a Righi, a Borgo San Giovanni, e c'è in questo momento l'intervento in corso dei Vigili del Fuoco. Anche ieri c'era stato un intervento, abbiamo dato notizia ieri pomeriggio in Viale Trieste, alla fine di Viale Trieste verso nord, che comunque sono intervenuti con l'autoscala per mettere in sicurezza un altro pino marittimo molto alto che aveva dei rami pericolosi. Il bollettino della regione Veneto di ieri, di 15 ore fa, aveva già annunciato che c'era il pericolo di criticità idrogeologica e arancione in quasi tutta la regione e praticamente fino a questa mattina era prevista precipitazioni estese, anche temporalesche, con probabili fenomeni locali intensi, con quantitativi di precipitazione anche abbondanti. Quindi voi sapete quello che pensiamo delle capacità amministrative del sindaco Mauro Merao, ma onestamente e oggettivamente non possiamo dare la responsabilità all'amministrazione perché quando arrivano queste bombe d'acqua non c'è sistema fognario che possa reggere. Quindi ai tantissimi follower che ci hanno inviato le immagini, non sono della Toscana che è allagata, ci sono altre immagini molto, molto pesanti. Quindi chi ha criticato, ci è arrivato il messaggio, ha criticato pesantemente il sindaco Armelao, onestamente se ci fosse il commissario o ci fosse un altro sindaco saremmo lo stesso in questa situazione. Quindi diciamo che dobbiamo cominciare a pensare tutti e di porre chi può qualche rimedio perché quando arriva tanta pioggia è inutile, non c'è sistema, ripeto ancora una volta, non c'è sistema fognario che riesca a smaltirla. Quindi per quanto possibile cerchiamo tutti di armarci di pazienza, sollecitiamo la pulizia delle caditoie ovviamente perché quello è un altro problema, ma comunque le situazioni meteorologiche sono sempre più rischiose e quindi non possiamo far altro che cercare di difenderci in qualche modo come si può, insomma. Buona giornata e buon inizio settimana a tutti.